Il Movimento 5 Stelle rilancia la proposta di legge sul reddito minimo garantito. Una famiglia composta da 3 persone deve poter contare su 1.200 euro al mese per superare la soglia di povertà. I grillini propongono un'integrazione al reddito a disoccupati e persone con ISEE inferiore agli 8.000 euro per 3 anni, periodo in cui devono impegnarsi a trovare un nuovo lavoro. Il Movimento 5 Stelle rilancia la proposta di legge sul reddito minimo garantito depositata in Regione, coinvolgendo partiti di maggioranza ed opposizione in un confronto diretto per sostenere una forma di aiuto concreto alle famiglie che non cada nell'assistenzialismo. In sostanza si tratta di integrare il reddito di persone e famiglie con ISEE inferiore a 8.000 euro. Il Movimento 5 Stelle propone un'integrazione al reddito per portarlo fino a 1.200 euro mensili per famiglie di 3 persone per 3 anni, periodo in cui il capofamiglia rimasto senza occupazione si impegna a trovare un nuovo lavoro. Non più interventi a pioggia, sostiene il Movimento 5 Stelle, ma basati soprattutto sull'ISEE. Reddito minimo garantito come forma di politica attiva per aiutare il 43% di disoccupati giovanili e quasi il 13% di disoccupati globali a cercare un lavoro. La nostra proposta è molto semplice, la nostra proposta è quella di dare una sorta di quid mensile a queste persone affinché riescano quantomeno ad andare a portare i curricula, ad andare a interfacciarsi con le aziende che cercano lavoro, anche considerato il fatto che purtroppo i centri per l'impiego ad oggi in Italia funzionano poco e funzionano male. Quindi questa deve essere una politica attiva nei confronti del mondo del lavoro e per sconfiggere indubbiamente la disoccupazione. Questo è un cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle? Questo, oltre che ad essere uno dei 20 punti del programma che noi abbiamo portato a Roma, ma non soltanto a Roma, anche evidentemente nelle amministrazioni locali, è un cavallo di battaglia di Movimento 5 Stelle. La nostra proposta di legge è già stata depositata, quindi ci aspettiamo di calendarizzarla in aula quanto prima.